C'è anche il preside della facoltà tra i 63 docenti di medicina che si sono dimessi in segno di protesta per la sospensione temporanea nel reparto di oncologia del Policlinico di Palermo. Una decisione giunta dopo alcuni giorni dallo stop all'attività dell'unità operativa per la cura dei tumori, decisa dal ministro della Salute Renato Balduzzi e dall'assessore alla salute della regione siciliana Massimo Russo. Una scelta assunta per gli elevati e permanenti livelli di rischio per pazienti e operatori e per la mancanza delle garanzie circa le necessarie condizioni di qualità e sicurezza. Sono appunto questi i risultati dell'ispezione congiunta del Ministero della Salute e della regione siciliana effettuata nel reparto in seguito al decesso nel dicembre scorso di una paziente per errore nella chemioterapia. La protesta dei docenti è sostenuta anche dal rettore Roberto Lagalla, come riportano alcuni quotidiani. Svariate centinaia di pazienti, sostiene, e numeroso personale non possono essere sbrigativamente delocalizzati. La sospensione delle attività va modulata e vanno ripristinate le pratiche assistenziali. I dirigenti del Policlinico sostengono inoltre che il provvedimento di chiusura del reparto non si può tradurre, dice il preside della facoltà, in incontrollato svantaggio per i pazienti. Nelle ultime ore i medici e tutto il personale del reparto oncologico del Policlinico ha stilato un documento che risponde punto su punto alla relazione presentata dagli ispettori ministeriali e regionali della sanità. I medici e il personale intendono chiarire alcuni aspetti, anche relativi alla gestione precedente, che hanno mortificato il lavoro quotidiano e la dignità di operatori in campo sanitario, dicono. La lettera, letta in anteprima sull'inchiesta, stravolge la tesi del documento interministeriale e vuole mostrare punto su punto l'adeguatezza della struttura e le capacità del personale.